Piancastagnaio, 14 settembre, terza edizione di Gran Premio per Marco, dedicata a Marco Furzi, giornata solidale, e con noi la vice sindaco di Piancastagnaio, Fabiana Ciancimino. Allora, è una giornata solidale che parla anche di collaborazione, di unione di una comunità che si fa forte anche attraverso delle azioni, un riconoscimento in virtù di un intervento che ha salvato la vita a un compaesano di Piancastagnaio. Sì, l'amministrazione comunale quest'anno ha istituito per la prima volta un premio civico. Viene riconosciuta una targa a Daniele Sbrolli per aver salvato la vita a un suo concittadino. Daniele, con la formazione ottenuta tramite un corso di primo soccorso effettuato al lavoro, ha potuto salvare con delle manovre di rianimazione un suo vicino di casa che era purtroppo colpito da un arresto cardiaco. Questo riconoscimento servirà anche a sensibilizzare proprio la partecipazione a questi corsi di pronto soccorso che vengono gratuitamente messi a disposizione dalle misericordie, e sono veramente degli investimenti importanti per la sicurezza della comunità. Perché proprio in questa giornata questo riconoscimento? Perché lo scopo di questa manifestazione è proprio devolvere parte del ricavato al reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Nottola, proprio per l'acquisto di manichini che serviranno per fare dei corsi salvavita con gli insegnanti e i genitori delle scuole di Piancastagnaio. Ecco, una crescita questa manifestazione proprio legata a quegli aspetti che stava dicendo, tra l'altro gruppo Frates, quindi donazione di sangue, questo richiamo sociale anche sotto questo aspetto, una società sportiva dilettantistica che è Atletico Piancastagnaio, dove Marco Furzi, a cui è dedicata questa manifestazione, prestava la sua opera soprattutto a livello di ripresa muscolare. Siamo in un parco tematico e quindi sta dando tante occasioni di sfruttare una infrastruttura così importante che sta facendo questo percorso. Cavalli e non solo era proprio l'obiettivo dell'amministrazione. Certo, l'obiettivo dell'amministrazione è proprio sfruttare questo parco tematico a 360 gradi per questi eventi, per concerti, per eventi a cavallo, visto che ce l'abbiamo, poterlo impegnare su più fronti. Ecco, sempre come obiettivo Gran Premio per Marco, in questa edizione ha allargato molto i propri orizzonti, ha presentato lo sport di Piancastagnaio, le tante eccellenze che ci sono a Piancastagnaio, non è il suo assessorato, però un pensiero a tutte le associazioni che oggi hanno partecipato e soprattutto un pensiero a Marco Furzi che tanto ha dato anche sotto l'aspetto sportivo. Allora, le associazioni che sono presenti qui sul territorio di Piancastagnaio sono veramente tante e sono a dei livelli veramente alti. È importante valorizzarle tutte, dare a tutte la propria importanza, perché tutte stanno dando un ottimo contributo per la comunità. Un pensiero a Marco Furzi e ai suoi familiari per quello che stanno facendo, perché in questo modo fanno vivo il ricordo di Marco nei cuori di tutta la comunità.